ci troviamo a Macchitella. E questo luogo è un luogo pubblico, quindi di nessuno, no? Però c'è stato un comitato associazione Macchitella che, resosi conto che non è di nessuno, dice ma prendiamocelo noi, almeno curiamolo. E infatti qua, come vedete, è diverso, è pulito, non è che hanno sradicato gli alberi, hanno solo tolto le erbacce, lasciando ovviamente le piante, quelle che devono rimanere, no? Non è che hanno fatto a casaccio, hanno fatto a regola d'arte volontariamente. E nel frattempo hanno pure piantato alberi tipo pini, e questo ha preso ad esempio. Cioè, mentre altre filosofie sradicano gli alberi per dar luce alle facciate dei centri commerciali, altri invece piantano gli alberi dove non ci sono, con la speranza magari che grazie a questo albero magari costruiscono un centro commerciale, allo scopo di sradicare l'albero, però non fare un centro commerciale. Queste cose che vedete questa inferriata qua, no? Questa praticamente è alta come quelle là in fondo, e questo giochetto qua sono le nostre, sarebbero le nostre dune, che è la natura che è infermabile, che nonostante ci fai l'anferriata. E purtroppo, come vedete, munnizza, alberi frangiati. Ah, eccole qua le docce. Queste sono le docce che hanno messo pure quelli del comitato Macchitella a loro spese, rischiando anche possibilmente abusivismo. Hanno messo Sì, eccoli qua, ve li faccio vedere. Associazione Macchitella, comitato di quartiere Macchitella, Gela. Qua hanno messo i cannoli per lavarsi i piedi. Qua hanno fatto questa discesa per i disabili, il calcestruzzo amovibile, e ne hanno fatto tutta questa, guardate che bella. Lode a comitato Macchitella, lo dovevamo fare sapere a chi non lo sa. Ora, il discorso qual è? Perché non affidare i luoghi del territorio a chi è nel territorio? Quando vi costa mantenere Macchitella? Quando costa mantenere Macchitella il verde pubblico, la pulizia? Dategliene la metà al comitato di quartiere. Vediamo che fanno. Si prendono loro la responsabilità, come dire, se non fate niente, che poi Macchitella diventa un schifio, i residenti stessi sapranno, dice, va, ci siamo presi la responsabilità. E nel frattempo tu comune hai risparmiato la metà. Se invece loro ci riescono a farla apparire migliore, date. Non è che vi sparagnate il 50% un anno, ve lo sparagnate per sempre il 50%. Se funziona, lo fate con tutti i quartieri di Gela. O no? No, appalti di qua, di là, ditte che vengono da là, poi il TAR ricorre l'altra ditta perché dice che c'è la pagliumata, poi ha pagliumato in Gela. Vabbè, ma io disse forse, non è che io disse, cioè dai, va. Dobbiamo andare al concreto, dobbiamo tornare indietro. C'è chi dice che indietro non si torna? No. E invece dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare alle fattorie. Dobbiamo tornare indietro. Basta, non mi fate dire altro, a voi la linea su.